Ma abbiamo calcolato che dalla nascita nel 1956 della Hotlav nel mondo c'è circa 1 miliardo e 500 milioni di porte che girano su cerniere nostre, quasi in tutto il mondo. Diciamo che fino a 10 anni fa esportavamo in 60 paesi, poi abbiamo avuto l'opportunità e devo dire anche il coraggio, insomma, di produrre un articolo nuovo per quei mercati anglofoni dove il nostro tipo di tecnologia non è utilizzata nelle porte. Adesso esportiamo in 95 paesi, quindi quasi 100, e questo appunto è stata l'opportunità di trovare altre culture, altri tipi di tecnologie, di usanze, di abitudini, quindi di allargare ulteriormente la gamma, perché ogni mercato richiede delle personalizzazioni, ma ti dà anche delle informazioni, no? Delle opportunità appunto di poter introdurre qualche cosa di nuovo anche per gli altri mercati. È sempre uno scambio dare e avere. Mio padre ha sempre avuto intuizioni di tipo tecnico, tecnologico, cioè arrivava prima a soluzioni produttive molto all'avanguardia, con macchinari che nessuno aveva pensato potessero essere usati per questo tipo di prodotto nostro, e quindi riusciva a battere tutti quanti sul prezzo per anni e anni. Poi naturalmente nel mercato le cose si travasano da un ambiente all'altro, arrivano anche gli altri, insomma, no? Però ecco, la caratteristica di questa azienda rispetto ai concorrenti è sempre stata quella di essere molto tecnica, molto tecnologica, e questo gli ha permesso ogni volta di battere la concorrenza, perché il nostro lavoro, come tutti quelli che producono o che sono nel mercato, è una lotta quotidiana per la sopravvivenza contro chi è più bravo di te o cerca di essere più bravo di te, ed è una lotta quotidiana. Le innovazioni sono state tante, appunto quella che lei ricordava di produrre con delle stampatrici a freddo, si chiamano ricalcatrici a freddo, con una possibilità di produrre 100 pezzi al minuto, e la tecnologia in quel momento era 10 pezzi al minuto con dei torni, per cui era una produzione 10 volte tanto quella che c'era, ma per anni la concorrenza non sapeva cosa stesse succedendo. Questo è avvenuto nel 69 circa. Poi negli anni 80 abbiamo introdotto un'altra grande innovazione, è stata quella di mettere una sfera sulla punta del maschio. La cerniera è fatta di un maschio che è sotto e una femmina che è una capsula che è sopra. Per farla ruotare bene doveva ruotare su un solo punto, quindi la sfera è perfetta, è sferica appunto, quindi c'è un solo punto, e immettere questa pallina, questa sfera in acciaio temprato lì non è stato facile. Ci abbiamo lavorato anni. Io ricordo benissimo che a un certo punto volevamo buttare via tutto, compresi i macchinari che avevamo acquistato, ma invece poi pian pianino insomma, siamo riusciti, e siamo ancora tuttora gli unici a produrre con questo tipo di tecnologia dagli anni 70, quindi sono 40 anni, nessuno è riuscito a copiarci, e questo è stato un altro veramente grande passo in avanti. Per finire le do un'anticipazione. Mio figlio, che ha 18 anni, a scuola, con la loro scuola, ha fatto un progetto e si è intestardito di fare una cerniera che lavorasse su campi magnetici, quindi nella quale non ci sia più attrito fra maschio e femmina, ma che gira sull'aria. E proprio ieri è stato poi come ha sviluppata con il nostro ufficio tecnico, con Marco Gerotto, che è uno dei nostri grandi tecnici che abbiamo qui, insomma inventori, e proprio ieri sera me l'ha fatta vedere, quindi insomma è stato un bel momento per me sapere che mio figlio ha introdotto una cosa incredibile, che da 30 anni stavamo cercando noi, ma tutti i concorrenti, insomma, adesso c'è l'idea, c'è un prototipo, adesso naturalmente bisogna lavorarci, industrializzare, eccetera, però insomma mi fa pensare da mio papà a mio figlio che c'è stato veramente un salto. Questo potrebbe essere, insomma, potrebbe, perché per il momento è in divenire. Noi ci nutriamo cibandoci, ma abbiamo bisogno di nutrire anche il nostro spirito, no? E l'arte è questo.
Nell'arte ogni tanto hai bisogno di calarti dentro un ambiente che ti faccia respirare dei valori che sono lì, basta guardarli, insomma, no? E ti entrano dentro. Ecco, ho sempre cercato, insomma, in maniera molto semplice, ma di dare degli elementi a chi viene qui e trascorre 8 ore per pensare, per soffermarsi un attimo su altre cose al di là di quello che è importantissimo che facciamo ogni giorno.